Ecco, parliamo di questa iniziativa oggi qui alla provincia che vede l'unione anche di altri esponenti dei liberi consorzi per la programmazione dei fondi anche sul PNRR. Diciamo che nell'ambito delle competenze del mio Dipartimento, il Dipartimento degli Affari Extraregionali, abbiamo convocato e abbiamo organizzato questa riunione grazie alla collaborazione della ex provincia regionale di Agrigento, il libero consorzio di Agrigento e il commissario che ringrazio, sarà presente anche l'assessore alle autonomie locali Zambuto, per organizzare una rete di tavoli di partenariato per poter meglio intercettare i prossimi fondi a gestione diretta che saranno messi a disposizione dalla Comunità Europea, perché abbiamo riscontrato che spesso il territorio non è giustamente informato e non è giustamente attrezzato per poter intercettare queste opportunità di sviluppo. In ultimo il PNRR ha dimostrato come spesso questi fondi rischiano di creare delle diseconomie piuttosto che essere, diciamo così, utilizzati secondo ipotesi omogenee di sviluppo. La rete che noi oggi cercheremo di portare avanti attraverso la stipula di un protocollo d'intesa serve proprio a mettere a sistema professionalità, realtà territoriali, esigenze del territorio che sicuramente le ex province meglio di altri possono rappresentare. Un incontro oggi qui presso la Sala Pellegrino dell'ex provincia per discutere insieme ad altri suoi colleghi le linee di intervento, protocollo d'intesa, presente anche l'assessore Zambuto, per la destinazione dei fondi. Ecco, su quale basi, diciamo, porterete avanti questo incontro? Sulla base di proposte operative. La provincia, le province, io le chiamo province perché mi piace ancora chiamarle province, sono uno snodo fondamentale per le attività turistiche, di coordinamento, di promozione e di raccolta di energie, di intelligenze, di esperienze. La provincia è lo snodo fondamentale, la regione è molto lontana, quindi la provincia, le pro loco, le aziende locali, insomma il turismo va rilanciato su basi industriali, non su basi approssimative. Dobbiamo ridare slancio a un turismo di qualità e la provincia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale. Assessore, presente a questa iniziativa un coordinamento tra tutte le province sui fondi del PNR. È un momento importante di formazione per consentire ai liberi consorzi la forma di partenariato per accedere ai fondi del PNRR. Dobbiamo riuscire ad attrezzare i nostri enti locali per questa straordinaria occasione che oggi ci è data dalla Comunità Europea. Quanto è importante un incontro come questi oggi che vede tanti attori principali qui ad Agrigento e su cosa pianificherete le linee di intervento? Questo è un primo passo che noi vogliamo come Dipartimento fare per incontrare le realtà territoriali. Le linee di intervento riguarderanno, previsto l'incontro è un incontro di orientamento e di raccordo con gli enti territoriali quali sono i liberi consorzi comunali e le città metropolitane. L'idea è nata diciamo, a seguito di interlocuzioni proprio con il personale della ex provincia di Agrigento, il libero consorzio comunale di Agrigento. Si vogliono creare dei partenariati, dei gruppi di lavoro per vedere un po' di riuscire a captare le risorse dei fondi comunitari, quelli soprattutto a gestione diretta, perché su questo la Sicilia non è riuscita fino ad ora a muoversi diciamo in maniera adeguata. Vogliamo lanciare la possibilità di coordinarci sia tra enti territoriali che sia con la Regione e promuovere i partenariati, promuovere la collaborazione per accedere a questa tipologia di fondi anche in vista della nuova programmazione 2021-2027. Programmi che riguardano il turismo, lo sviluppo del territorio, sono diverse possibilità di andare avanti e portare qualcosa per la nostra Sicilia.